in collaborazione con Gruppo Ena. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Signore e signori, buonasera. Avevo annunciato 3, massimo 4 minuti prima dell'inizio, abbiamo sforato di 2 minuti. Chiedo perdono. 32 anni fa un ragazzo gagliardo, pieno di energia e di passione per lo sport e per la musica, e con una grande sensibilità per il sociale, si inventò un qualcosa che ebbe un successo clamoroso. Si inventò le partite di calcio e solidarietà, gli spettacoli di calcio e solidarietà. E fu un successo travolgente. Il Sant'Elia Buonanima era pieno e per 5 edizioni fu sempre pieno. Il ricordo che io arrivai, ero a Roma in quel periodo, arrivai per l'ultima edizione e sfruttai un passaggio con un aereo privato messo a disposizione da Nicky Grauso, e con me salì una ragazzina che io facevo una trasmissione a Mediaset, e questa ragazzina insieme a un vero e proprio gineceo facevano un'altra trasmissione di successo con Gianni Boncompagni. Questa ragazzina si chiamava Ambrangiolini. Io non mi ero reso conto della sua popolarità. Partiamo da Roma, atterriamo a Cagliari, usciamo e c'era un mare di gente che l'acclamava. A quel punto mi sono reso conto che questa ragazzina era già una star. L'invenzione, come dicevo, bellissima di questa iniziativa è dovuta a una persona che oggi ha organizzato, a distanza di 32 anni, lo spettacolo di oggi. Una persona straordinaria, ho l'onore di essergli amico, Bruno Corda. E mi lascia solo. Meno male che non sono timido, perché... Mi lascio solo, senza non si apre. Grazie, buonasera. Si sente? Lo si sente bene, io un po' passo. In regia sicuramente il nostro Fabietto Mocco riuscirà a... Sentite bene? Sì. Sì. In pratica nasce così questa manifestazione. Il Cagliari gioca 32 anni fa il primo campionato in Serie A di Claudio Ranieri, dopo la doppia promozione dalla Serie C alla Serie A. Girone d'andata, ultimi in classifica, 9 punti praticamente retrocessi, anno in cui i punti per partita erano vittoria 2 punti, non 3, 2 punti, 1 punto, 0 punti. La Coppa, hai visto? Valerio Vargio già la prima Coppa subito. Cagliari penultima di campionato, una rincorsa straordinaria, un girone di ritorno travolgente, un po' come è avvenuto quest'anno con Ranieri in Serie B. Arriva con il Cagliari
15esimo, 16esimo in classifica, e come un gran premio parte dall'ultima fila e arriva in cima. In aereo ci incontriamo, vittoria Bologna 1-0, Cagliari salvo aritmeticamente. Mi incontra e mi dice: bene, dopo le critiche che ci avete fatto voi giornalisti durante il campionato, adesso facciamo una bella sfida, il Cagliari gioca contro i giornalisti. E ho detto: sì, figurati. Sì, avevamo gente forte, noi, Enrico Pilia, Valerio Vargio, erano gente di gamba, però ho detto: facciamo così, Claudio, possiamo fare questa partita, però mischiamo le carte. E ho accettato e nasce così calcio. Quindi è Ranieri il vero, l'autentico inventore di questa manifestazione, che per 5 anni ha regalato grandi emozioni, 40.000 persone allo stadio Santeria, e ricordo una diretta di Videolina allora con oltre 350.000 ascolti. Riconoscete qualcuno? Sì, questi due, il mitico Benito Urgo con Francesco Salvi, la giovanissima Valeria Marini, l'allenatore della Juventus, ex cagliaritano, Allegri, Carmelo Alfonso con Lulù Oliveira. Dai, vi racconto un po'. Guardate quanta gente, guardate quanto pubblico. Oscar Washington Tabarez, arbitro dell'incontro, sempre Valerio Vargio, ma ci sei dappertutto tu, in ogni foto sempre Valerio Vargio. Questa manifestazione era in qualche modo caratterizzata dallo spettacolo, non solo sul terreno di gioco, perché quello era decisamente scadente, noi giornalisti facevamo veramente brutta figura con il grande Andrea Parodi, Bisolone con Dimitri, giocatore del Brescia, Niccolò Napoli, Carmelo Alfonso, ancora Niccolò Napoli. Stavo dicendo qualcosa, però adesso cosa stavo dicendo, Valerio? Ecco, stavo dicendo, lo spettacolo non era quello del campo, il grande spettacolo era rappresentato dalle emozionanti escursioni di Massimiliano Medda. La Pola era nata da pochi anni, e con Benito Urgu, con Francesco Salvi, con Francesco Azzeni, che è seduto tra il pubblico, con Cesare Corda, con mio zio, che giocava terzino destro, insomma, qualche intervento in te che scivolato c'era anche quello. Però ecco, il vero divertimento era rappresentato da Massimiliano, e il mio microfono che fa le bizze, da Massimiliano e da tutto il gruppo, da Daniele Gastaldi, dai fratelli Lorrai e compagnia. E ricordo un particolare, il nostro amico Pupo Gorini, voglio rivolgere un pensiero e un applauso al nostro collega che non c'è più. Questi giornalisti, noi giornalisti, non volevamo mai uscire dal campo, e allora entrarono in campo con una barella, Massimiliano con il gruppo La Pola, e riuscirono, ma faticando, riuscirono a trascinare, mettere sulla barella Pupo e portarlo fuori dal campo, perché c'erano tante sostituzioni, perché all'inizio nessuno voleva partecipare, poi quando si sono accorti che era divertente. Io vorrei intanto salutare, voglio presentare anche l'ufficio stampa di Calcio, Musica e Solidarietà, rappresentato dai miei amici e colleghi Francesca Melis e Sergio Cadeddu. Francesca, dai, non hai mai vissuto calcio, cioè sei giovanissima, 30 anni, quindi parliamo di 32 anni. Non ero nata? No, ero nata, ma ero troppo piccola. Poi ho imparato però a frequentare lo stadio, ho imparato molto bene. Niente, sono felicissima comunque che siamo riusciti in pochissimo tempo, perché questo va detto, a radunare tanti amici qua per una causa bellissima, che è l'acquisto delle camerette per i bambini, per i ragazzi che sono ospiti nella comunità dei padri Somaschi a Elmas. I ragazzi sono qua in sala, io farei un grande applauso a padre Elias, non lo vedo in questo momento, è arrivato ma non lo vedo, insomma, tra il pubblico, per insomma, tutto quello che fa. Oltretutto lui nasce come calciatore e poi insomma cambia percorso nella sua vita. È un complimento a te, perché dopo 32 anni e questo nuovo amore sbocciato per la musica e per questo ritorno insomma al calcio, con il ritorno anche di Ranieri a Cagliari, hai messo su questo evento.
Grazie. Sergio. Allora, salve a tutti, è bellissimo essere qui, sono più breve di Francesca e ero in quelle foto che hai fatto vedere, non mi avete riconosciuto, ma sugli spalti là dietro, piccolo piccolo, c'ero anch'io. No, ero già dannoso. E quindi è un piacere essere qui oggi a riproporre, a rivedere questa bella manifestazione dopo tanti anni. Io poi, oltre ad essere appassionato di calcio e giornalista sportivo, nasco giornalista musicale, quindi la mia prima passione è quella. Di calcio non capisco niente, di musica un po' di più, quindi stasera mi diverto. Grazie Sergio Cadeddu e Francesca Meris, grazie. A questo punto, Filippo, invitiamo il padrone di casa, il sindaco di Selargius, Pierluigi Concu. Spero di non avere... Sì. Elia Salis è tra il pubblico. Vorrei invitare sul palco anche Giancarlo Manca, che con me ha organizzato questa manifestazione, campione del mondo di arti marziali, reduce da una trasferta in Corea, e ha portato in Sardegna 2 medaglie d'oro. Quindi prima il sindaco. Ciao Bruno, ciao Giancarlo, buonasera a tutti, grazie per essere venuti così numerosi al nostro teatro per questo grande evento, perché la solidarietà è una parola molto molto importante e non tutti gli diamo la giusta importanza, per cui quando Giancarlo e Bruno un giorno mi hanno chiamato e mi hanno detto: senti, ma vorremmo riproporre un qualcosa, possiamo venire? E gli ho detto: vi sto aspettando. Ovviamente insieme a me non c'ero solo io, ma c'era parte della mia amministrazione, che oggi sono qua in sala. Qua c'è il vice sindaco, l'assessore, e in sala ci sono anche dei consiglieri. Quando ho parlato con la giunta ho detto: cosa ne pensate se diamo un prantuccino gratuito per questo evento? Non abbiamo avuto nessun dubbio, perché quando si parla di solidarietà, oltretutto quello che dovete fare, raggiungere l'obiettivo che dovete raggiungere, è molto importante. L'amministrazione si è messa totalmente a disposizione, per cui porto i saluti miei, della mia giunta, di tutto il consiglio, ma di tutto il paese che abbraccia questo evento. Come si dice in sardo, andi vai più mandas e più bellas, come si faceva in passato. Grazie. Grazie Pierluigi Concu, grazie il sindaco di Selargius, grazie, un gran bel gesto, grazie. Con lui non si può litigare, quindi non... Filippo, stai tu vicino così. No, niente, io voglio solo ringraziarvi per la vostra presenza, perché come è stato già detto è una cosa molto importante, tanto più per noi, ci tenevamo tanto. L'abbiamo fatta in 10 giorni, quindi vi siamo grati perché siete numerosi per il tempo che è stato organizzato. Grazie poi naturalmente a tutti questi amici che sono qui a darci manforte. Ok? Quindi grazie a tutti, non mi dilungo in parole che intanto non servono. Grazie. Grazie Giancarlo Manca. A questo punto il saluto del sindaco, il saluto dell'ufficio stampa, il saluto dell'organizzatore con me di questa manifestazione. Ma presentiamo il gruppo musicale che No, sì, il gruppo musicale è pronto, c'è un saluto speciale, perché questo saluto arriva dal grande protagonista. Però questa mattina ci siamo incontrati a Cagliari e ha voluto salutare il pubblico di Calcio, Musica e Solidarietà, promettendo che il prossimo anno salirà sul palco e canterà una canzone in sardo. Bene, complimenti. Grazie. Ormai leggenda Leeds, leggenda Cagliari dal 1987, 2 promozioni e una salvezza. Questa come la mettiamo in graduatoria? Sapete che io Cagliari l'ho portata sempre nel cuore, sempre, da quando naturalmente sono venuto qua, però evidentemente c'era un qualcosa che mi legasse a Cagliari. Devi sapere che fu a farmi esordire in Serie A alla Roma Manlio Scopiglia. Poi fu esonerato, arrivò Lidl
io mi feci male a Cagliari. Esatto, Per la De Martino, pensa, una distorsione alla caviglia, non mi andava a posto e tutto. Mi rimesi in piedi proprio per l'ultima partita Roma-Cagliari all'Olimpico, l'ultima mia partita della Roma in Serie A, era l'ultima di campionato, e io marcavo Bobo Gori e Battistoni marcava Gigi Riva, vincemmo 2-0 e poi io feci la mia carriera a Catanzaro 8 anni, Catania, Palermo, e iniziai ad allenare. Per cui Cagliari evidentemente c'era nel mio DNA, ma il bello è stato quei 3 anni che sono stati per me meravigliosi. Io andai via proprio perché dico no, qui sono troppo viziato, dico il calcio non è questo, io dovrò prendere delle bastonate, delle cose, perché la vita dell'allenatore ancora di più di quella del giocatore è così, alti e bassi, quando vinci sei un fenomeno, quando sei perdi è tutta colpa tua, quando vinci è tutto merito delle scaramanzie, io stavo seduto qua, io avevo questo orologio, tutto, quando si perde le scaramanzie non contano più e l'allenatore si prende, e questa è la nostra vita. Per cui devi sapere che quando mia moglie magari mi vedeva parlare con qualcuno, ma anche all'estero, perché sono sardi, perché mi vedeva proprio che mi si illuminava il viso quando io incontro in giro per il mondo qualche sardo. Per cui quando il presidente mi ha chiamato, guarda, ci ho pensato tanto, perché dico, ma perché io devo andare tra virgolette a sporcare tutti i sogni perché arrivano, no, i momenti brutti, allora tu dove ti riaggrappi? Ti riaggrappi a dove sei stato bene, dove sei stato amato, dove hai lasciato un buon ricordo. E per me Cagliari stava sopra di tutto. Quando io vinsi lo scudetto, la Premier League in Inghilterra, tutti mi dicevano no, Cagliari, perché Cagliari, cioè io non sapevo, cioè voi vi dovete immaginare un ragazzo che non sa se farà l'allenatore da grande, ci prova. Pensa che quando alcuni amici seppero che io ero stato ingaggiato dal Cagliari, mi dice no, non andare, non sei pronto, ti bruci. E io gli dissi, mi brucio di cosa? Io non so neanche se sono un allenatore, mi brucio, provo. Se non mi va bene capisco che non è il mio mestiere. Perciò è andata come è andata. Ritornare, io il ritorno l'avevo fatto a Valencia, dove appunto anche lì 2 anni meravigliosi e tutto. E quando tornai dissi chiaramente quello che sarebbe successo, cioè questa è una squadra che ha vinto il campionato, ha vinto la Coppa UEFA, ma non lo sanno neanche loro come hanno fatto. Quest'anno ci sarà da soffrire. E così fu. Dico, io adesso aiuto voi, perché Valencia era come Cagliari. Mi amavano sopra perché dopo 25 anni avevamo portato una Coppa del Re e andò male, perché nel momento della botta che stavamo andando male, il capo espiatorio sono stato io. Per cui ho sofferto veramente, tanto che per 1 annetto e mezzo non allenai. Poi ritornai in pista a metà febbraio con il Parma e da lì ripartì. Per cui dico, vado a Cagliari, dico, se mi succede come Valencia, dico, ma perché io devo sporcare dentro di me l'isola felice che ho dentro di me, la forza che è dentro di me? Poi sai, è l'insistenza del presidente, degli amici di Cacche, di tutti quanti, del direttore. E poi quella frase di Gigi Riva, no? Lui è uno di noi. Dico, allora perché? Dico, devo essere così egoista in un momento di bisogno della squadra, del Cagliari, della mia isola, io devo dire di no. E allora sono venuto. Via, dico. Senti, tu nei momenti difficili dicevi sempre mettiamoci l'elmetto o una fascia e andiamo avanti. Tu hai esordito con il Como, con la vittoria, una grandissima emozione, ma dentro di te tu sapevi che avresti vinto il campionato, perché la speranza dei tifosi era arrivare ai playoff. La speranza, perché si viaggiava in situazioni molto era una situazione molto particolare, i giocatori erano veramente giù moralmente, sì. E io non so se sono matto, non lo so, io dentro di me dico, devo portarli in Serie A, tanto che dissi, dobbiamo andare in Serie A, lo dissi per ricaricare tutto, i giocatori principalmente, tutto l'ambiente,
Ma dentro di me io dissi, vabbè, se non arriviamo direttamente in Serie A, arriveremo ai playoff. Però poi quando vedevo che non riuscivamo ad ingranare, ad arrivare lassù, e gli altri viaggiavano a 1000 all'ora, perché io dissi, avevo visto un po', avevo fatto un po' di statistiche, bisognava entrare tra i 67 e i 69 punti per arrivare secondi, perché negli ultimi anni questa era stata la quota promozione della seconda in classifica. E vedevo, dico, porca miseria, avevo detto che dovevamo fare un 2,2-2,3 punti a partita e non ce la facevamo a fare, porca miseria, dentro di me sentivo sempre di più quell'oppressione, quel peso di responsabilità che non riuscivo a centrare. È l'obiettivo che dentro di me io mi ero posto, io volevo salire in Serie A e poi però dico va bene, e ci sono i playoff, andiamo avanti con i playoff, e poi dopo è successo quello che tutti adesso ricordano. Ecco, arriviamo all'epilogo finale, quindi 2 momenti straordinari, i due spareggi, queste lacrime liberatorie, perché tu neanche con il Leeds, con il Leicester. Con il Leicester No, beh, ti ho detto che io con Cagliari non lo so, sarà che sono vecchio, comincio ad essere vecchio. No. Non lo so, no, è liberatorio proprio perché il peso che io sentivo, hai vissuto in questi mesi, perché io mi immedesimavo nei tifosi, in tutto, nella speranza che avevano riposto in me, e prova a conviverci, e prova a tenerla dentro, per cui in quel momento non ce l'ho fatta più. Senti, il mio chitarrista, che è un insegnante, mi ha detto ieri una frase bellissima, mi ha detto: la cosa più bella che resterà di questa promozione in Serie A è l'immagine di un educatore che va di fronte alla curva dei sardi e li invita a non inveire contro gli avversari. È stato un momento magico. Allora, a me piacerebbe veramente di cuore che i nostri tifosi non rispondessero ai cori delle altre tifoserie. Ci dicono di tutto. Una volta ci dicevano pecorai, pastori, ci dicevano di tutto, va bene? Non li sentiamo, facciamo il tifo solo per Castello, per Cagliari, per la Sardegna. Gli altri non ci devono toccare dentro di noi. Però tu hai chiesto l'applauso per 60.000 spettatori che soffrivano come certo. abbiamo sofferto noi quando nell'83 siamo retrocessi ad Ascoli e altre retrocessioni, quella dello scorso anno. Certo, no, perché lo sport è rispetto, bello. È rispetto, perché lì io ho detto ai ragazzi, lottiamo fino all'ultimo e andiamo a raschiare proprio l'ultima cosa che abbiamo dentro il seggio, dentro il barile, raschiamo tutto. Poi se non ce l'abbiamo fatta stringiamo la mano agli avversari perché sono stati più bravi di noi, e noi ci si prova, e poi c'è rispetto per chi ti sta davanti, per cui io ma volentieri mi farebbe piacere, immensamente piacere, una cosa chiedo ai tifosi: cori e tutto solo per noi, gli altri non devono esistere, rispetto massimo, ci faranno i cori contro e noi soltanto per il Cagliari, soltanto per la nostra squadra. Per concludere, nel maggio del 1991, primo campionato in Serie A, adesso ci sarà quello, il secondo, da settembre. 90-91. Sì, dico, adesso ci sarà il secondo in Serie A, perché tu un campionato in Serie A con il Cagliari hai disputato. Vinciamo a Bologna, penultima di campionato dopo una rincorsa quasi uguale a quella di quest'anno, quasi uguale. Io ricordo, al girone d'andata avevamo fatto 9 punti e c'erano soltanto 2 punti in palio. Esatto. E la cosa che io ero convinto che ci saremmo salvati, i ragazzi lo dicevano: no, noi ci salviamo, lottiamo perché ci salviamo, e riusciamo a salvarci con una partita d'anticipo. Io ricordo anche la domenica sportiva, che allora non c'era Sky, c'era solo la domenica sportiva, e c'era Sivori che era stato il mio idolo da bambino, e diceva: no, il Cagliari ormai è andato, il Cagliari ormai è retrocesso. E io dentro di me dicevo: no, te la dobbiamo far rimangiare sta parola. E tu in aereo hai provocato noi giornalisti, perché dice: ci avete maltrattato nel girone d'andata, giustamente. Certo, ma la critica ci vuole. Hai lanciato una sfida. Adesso facciamo una partita. Sì, perché ve le volevo dare in mezzo al campo. Cagliari contro i giornalisti, ma io furbescamente ho mischiato le carte e abbiamo fatto una festa che poi è diventata una festa straordinaria con 40.000 persone, grandi ospiti, grandi personaggi. Ecco, questa festa
sta andando in onda in questo momento. Tu sei in partenza e quindi non potrai essere presente fisicamente. E mi dispiace, onestamente mi dispiace. Perché altrimenti avresti dovuto cantare, perché adesso non si chiamerà più calcio e solidarietà, ma calcio, musica e solidarietà. E per i prossimi anni ci affronteremo su un palco. Quindi giornalisti, calciatori e ospiti dovranno cantare. Meno male che non ci sono. Però avresti cantato. Lo so, però sono stonato come una campana. Tu pensa che canta pure Valerio Valli. saluti, ciao Valerio. Ecco, allora salutiamo la platea, i 500 ospiti del teatro Boy di Selargio. Un grande abbraccio e mi auguro che appunto tutte queste manifestazioni di solidarietà portino concreti aiuti a chi ne ha bisogno. Sai per chi vanno? A chi è destinata questa solidarietà? No. A un ragazzo che nel 1987-88 faceva il ritiro con te. Si chiama Elia Savis e dopo pochi anni è diventato un sacerdote. Sì, ci scriviamo e dirige la comunità dei padri somaschi. Sono contento. E aiutiamo i bambini, certo. che sono ospitati dalla comunità dei padri somaschi. Allora prometto che anch'io farò la mia parte. Grazie a voi. Grazie a voi. Complimenti per grazie a tutti. Ciao. Signora! Dai, signora! C'è solo un modo per uscirne. Ma tutto questo da oggi finirà. Maccio Capatonda, Bebe Vio, la mia ragazza, la mia foto e la lentissima Diana Coleman. Muoviti! We Hybrid, il calma guidatore. Gruppo Ene. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Stanno entrando quatti i componenti di un gruppo che ha senz'altro il nome più affascinante ed evocativo della storia della musica mondiale, Is Prejaus.
C'è una strana espressione nei tuoi occhi, vogliono dirmi che non mi ami più, vogliono dirmi che non mi vuoi più bene, mi fanno già capire che io ti perderò. Come strana stasera la tua voce mi sta dicendo che non ho più il tuo amore, mi sta dicendo che tu non vuoi parlarmi più, mi fa capire che io ti perderò. Grazie. Alla mia sinistra, alle tastiere, Nando Cardella. Alle mie spalle, il più giovane batterista sardo, Enrico Diomedi. Alla mia destra, al basso, Andrea Scasseddu. Cantante solista e chitarrista solista Antonello Marras. So fine you could take my place, hold my pain till I got my pay. So back my back and it on my way. Yellow River, but my gun that it war is won. Fill my glass, the time has gone. I'm going back to the place that I love. Yellow River, Yellow River, Yellow River is in my mind and in my eyes. Yellow River, Yellow River is in my blood, the place I know. Gonna pay for explanation, got a time to lose. Tomorrow night nation, hard another month. The Yellow River cannot find his fingers in my mind. I'm so glad I'm still alive, and I've been gone for the longest time. Yellow River, I remember the night was cold. I can still see the water pool, and I remember the girl that I knew. Yellow River, Yellow River, Yellow River is in my mind and in my eyes. Yellow River, Yellow River is in my blood, the place I know. Go to transformation, got enough to lose. Tomorrow night you'll finish sleeping high above the moon. And Yellow River, Yellow River is in my mind and in my heart. Yellow River, Yellow River is in my blood, the place I know. Yellow River. So
perché sei qui e guardi verso di me, perché io sono il sole per te, il sole è tutto per te. My mother was a tailor. She seen my new blue jeans. My father was a gambling man down in New Orleans. Ti ho detto tante cose e tu credevi a me, le cose che volevo per te e dirti no potrò. L'apparenza non inganna. Prima il piacere, poi il piacere. Al cuore si comanda. Le stagioni sono ancora 4. Suzuki Hybrid 4x4 All Grip. Fuori dai luoghi comuni. Tecnologia da incentivi. Suzuki. Gruppo Ene. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Pensate ai grandi problemi ecologici presenti nel globo terracqueo. Bene, la musica attraverso i cantanti, attraverso le band in ogni parte del mondo, quando si esibiscono chiamano con prepotenza, ecco, ai potenti della terra
per salvaguardare i diritti dell'ecosistema. Bravo! Allora, posso che le impietose categorie del tempo e dello spazio non scalfiscono mai il valore inestabile della solidarietà, perché rappresenta il cardine fondamentale del vivere civile di tutti i popoli. E viva la solidarietà! Bravo! Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Fino a qui va tutto bene. Spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i suoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Vai tutti assieme qua, Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, ancora lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Gli attacchi Gennaro. Buongiorno Italia che non si spaventa. Con la crema da barba alla menta, con un vestito gessato sul blu e la moviola la domenica in TV. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria e una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Eccoci qua, giusto due parole per dire i nomi tutti giusti. Io sono Matteo Sau e lei Ivana Busu. Innanzitutto grazie a Bruno che ci ha coinvolto in questa bella iniziativa, e insomma quando c'è da fare beneficenza è sempre bello. Potremmo risultare comici senza volerlo e potremmo risultare eccessivamente seri senza volerlo. In ogni caso voi fateci un applauso, perché anche quello può essere una bella cosa per noi, quindi grazie mille. Questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò, e nell'azzurro della tenda te l'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni e ai superbi il mio nome scintillerà, e dalle porte della notte il giorno si bloccherà.
l'applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalle porte del cannone una canzone suonerà. E con le mani, amore, per le mani ti prenderò. E senza dire parole nel mio cuore ti porterò. E non avrò paura se non sarò bella come dici tu. Ma voleremo in cielo in carne e ossa, non torneremo più. Senza fame e senza sete, e senza ali e senza rete, voleremo via. Così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso il cielo nero nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì. E con le mani, amore, con le mani ti prenderò. E senza dire parole nel mio cuore ti porterò. Paura se non sarò bella come dici tu. Ma voleremo in cielo in carne e ossa, non torneremo più. E senza fame e senza sete, e senza ali e senza rete, voleremo via. Grazie, grazie. L'apparenza non inganna. Prima il piacere, poi i leoni sono ancora 4. Suzuki Hybrid 4x4 All Grip, fuori dai luoghi comuni, tecnologia da incentivi. Gruppo ENE. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it.
Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Un colosso della musica sarda e non sì, solo. Sì. Mario Fabiani. Beh, intanto il primo inno nella storia del Cagliari, dove sei? Aspetta che prendo il microfono. Sì. Il primo inno è stato scritto e cantato da nel Mario lontano Fabiani. 1993, 30 anni fa. Solo 30 anni fa. Solo. Ecco, allora, acceleriamo. Acceleriamo, dai. Acceleriamo. Cosa ci canti? Mandiamo la base, cantiamo Sì, subito. prima... un'altra canzone che ho scritto 40 anni fa. Adesso mi serve anche l'aiuto del pubblico. Sì. Basta dire Isola, Isola insieme a me. Va bene? Benissimo. Siete pronti? Sì Mario o no? Fabiani. Ok, vai. Solleva la base, vai. Ok, sulle mani. Battiamo le mani, bravi. Hey. Buonanotte isola, ricca di ospitalità, terra che sorridi che a chi non ha l'età, festa nel paese per il santo che verrà, domani a notte tarda, grande festa ci sarà. Insieme! Isola, isola, sperduta in mezzo al mare, via! Isola, isola, isola che fa incantare, via! Sperduta in mezzo al mare, isola, isola, isola che fa sognare. Da questa parte cantano più forte, mi raccomando, Suonare! Bravi, eccoci, eccoci. Oh! Vediamo un po', canta più forte. Mese d'agosto, mese ricco di emozioni, notti di vita, notte grande illusione, lungo quella spiaggia, quasi riva al mare, le giovani donne ti invitano a ballare. Suonano insieme! Isola, isola, sperduta in mezzo al mare, isola, isola, isola che fa incantare, vediamo! Sperduta in mezzo al mare, oh, isola che fa sognare. Quasi pari, più forte la prossima, bravi coi telefonini là, ah! Oh! Mare di felicità, si ritorneranno, in che mese non si sa, portano il ricordo di un'isola bambina, fatta apposta su misura per averla in cartolina. Oh, insieme! Forte! Sperduta in mezzo al mare, voi! Isola, isola che fa incantare, isola, isola, sperduta in mezzo al mare, isola, isola, isola che fai sognare, sperduta in mezzo al mare, isola che fa incantare, insieme, isola, isola, sperduta in mezzo al mare,
isola, isola, isola che fa sognare. Down
Grazie. L'apparenza non inganna. Prima il piacere, poi i leoni sono ancora 4. Suzuki Hybrid 4x4 All Grip, fuori dai luoghi comuni, tecnologia da incentivi. Gruppo ENE. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Abbiamo con noi un personaggio, è quello che ha organizzato tutto questo spettacolo. Lui è uno dei più grandi organizzatori di serate in Sardegna. Sto parlando del Pierre Memme, eccolo qua. Arrasta Nenno alla grande. Lui è il più grande organizzatore, a te le moro ti fa una pippa. Mi dai già fatta. È uno schifo, dall'importante che respiri. No, non dicevo che sei. Ignazio ne hai, Massimo? Che l'Ignazio? E gnagno? Spicca e spa? È finito, c'è crisi. Comunque quando senti fuochi d'artificio, precipita, è arrivato il carico, vai tranquillo. Ma detta. Non preoccuparti. Oh Massimo, ma fatti vedere un attimino. Cosa c'ho? Non ci pozzo, creo. Nonostante siano passati tantissimi anni, non sei cambiato per niente. Sei rimasto tale e quale. Sempre in forma. No, sempre lei, Giuseppe. No, ridete voi, grazie. Grazie. Non preoccuparti, stavo scherzando. Scusa un attimino. Cos'è ma quello? stai bevendo, Massimo? No, non sto bevendo niente. Stai bevendo? Cos'è questo? Allora, tieni. Cocktail. Bevi. Fai vedere. Questa qui è la bevanda più bevuta nei peggiori bar. Di Caracas. No, dico nostra ammazza che rindigale. Massimo, bevila. Questo è un mix, bevila. Ti piace? È un po' acido, cos'è? Whisky, cos'è? No, gin, magari è vodka. Un mix. È un mix, paracetamolo, prostamol, nulofen e tachipirina. E mi sta suonando in medicina, sa? E te vuole sta buffare, cocktail vuole sta buffare. Io lo faccio per il tuo bene. La che sei sbeccio, se si fissupisce la piscia, se so Massimo, lascia perdere. Ma che li piscia la piscia? Ma lascia perdere, Massimo. Ascolta, ma cosa stai organizzando questo periodo? Alla grandissima, Massimo, questo è un periodo intensissimo. Sto organizzando un po' qui, un po' là, un po' su, un po' giù. Mamma mia, la settimana scorsa a Figueroa abbiamo organizzato questa mega serata cubana con tanto di ballerine. Cubane della Fana? No, di Serdiana. Le dovevi vedere, erano una più brutta dell'altra. Brutte. Mamma mia, brutte. Ma brutte come? Brutte, guardi,
quasi più brutte di te, mamma mia, sì. figurati, mamma mia. Comunque solo una si salvava. Bella? Bella, mamma mia, me la sono imbarcata nello smartino, bah. me la sono portata a Monte Acuzza a Ussana Ehi. e lì abbiamo cominciato a murigare a livello di 9 settimane e mezza. Ho Dai. detto, qui ci claviamo un Kama Sutra. Nello smartino lo spazio c'è, beh, mamma posso mia. immaginare. Questa qui si infoghia, le sale la libido, Dai. si leva la magliettina, non Buona. puoi capire, no, non hai capito. Prosperosa. Purescia! Un frago di ascella che non faccia. Mamma Vi ho detto, mia. Cici, abbassami il cassone. Ah, meschina, Magari dai. batto chi Kama Sutra, una gana brutta, caccia, tu sa Dio. Ma sei te... Cosa c'è? Cosa c'è? Stai male? Cosa c'è? Ehi! Cosa c'è? Cosa Sei pronto? Sì. È la tippa. È la tippa? Oh, Purescia! No! Dai, mischino. Oh, l'ascella della morte! Ma non dire così che la... Mollami! No, tra me e te è tutto finito. Te enda cabau, spaccio, sollevro cu. Oh, e basta. Cosa fai? Mi vuoi fare ingelosire? Asbiu. E come fai? Ti cerchi un tipo brutto, ma che più brutto non si può, te lo che mi fa ingelosire. Ci impara. Ascolta, non ci sono problemi, te lo cerco io, uno brutto, ma brutto, anche adesso. Massimo, te la vuoi cuccare la scena della morte? No. Hai capito? Non ti vuole neanche quello degli schifidol, mollami. Magari schifidol. Vabbè, ecco, mi stai offendendo. Sì, c'è un po' ben montato. Ma mi stai offendendo, scusa. Vabbè, ma noi scherziamo con te. Lo so che scherziamo, ma c'è gente, mi dispiace. Da piccolini scherzavamo, te lo ricordi quando ti dicevamo che avevi 2 denti che servavano i pannelli per il fotovoltaico? No, non me lo ricordo. E tu ridi. Magari ridevo. Ma io ti ho guardato bene. Davanti, da dietro, da sopra e da sotto. E allora? Tu, a livello di recitazione, sei molto, molto, molto più bravo di Brad Pitt. Dai. No. Tu, a livello di presenza scenica e di presentazione, sei decisamente meglio di Fiorello. Dai, non esagerare. Tu sei più buono di Gabriel Garco. Ma mi stai riempendo di complimenti. No, risolvi chienti po' culo. Mandi bolle zandai. Salvari, guarda che la guerra è finita. Salvari, cia. PRMM. E adesso, scusate, visto che siamo... C'è Rita, ciao Rita, la mia assessora preferita. Come stai? Tutto bene? Brava. Allora, abbiamo un cantante, perché oggi non hanno cantato nessuno, stanno cantando tutti, però questo è un cantante famoso, lui è il cantante dei Cugini di Campagna. Facciamo un grande applauso. Scusi. Buonasera. Buonasera. Sera. Cioè lei parla così? Sì. Da sempre? Da quando sono nato. Cioè la sua voce è questa? Appena sono uscito Avevo capito. Cioè lei proprio parla così? Sì. Ma lei è castrato? No, da castrare. Ancora mi lasciano libero. Come va? Tutto bene? Ma abbastanza bene. Ho visto che i Cugini di Campagna a Sanremo hanno avuto un grande successo. Sì, abbiamo cresciuto, purtroppo adesso ci siamo sciolti. Come siete sciolti? Dal sole? No, che dal sole? Ci siamo sciolti, ognuno lavora. Cioè, non siete più un gruppo... No, ci siamo sciolti, ognuno non ci chiamava nessuno. Dai, mi dispiace. A lei, no, dispiace. Cioè, quindi lei è un solitario adesso? Sì, taso, Pinella. No, è sempre da... Cioè... Beh, adesso mi sto salvando facendo dei lavoretti. Cosa sta facendo? Canta, mi auguro che canti, perché una voce così bella è un peccato non sentirla. Grazie, gentilissimo. Stiamo cantando, canto per matrimoni. Matrimoni? Sì. Lei va ai matrimoni e cosa canta per i matrimoni?
Quella canta. Poi per cosa canta? Battesimi. Anche i battesimi? Sì. Io appena il bambino lo metto nella culla, Lei canta? mi metto vicino tutta la notte, magari. Vabbè, canta per il bambino. Poi cosa fa anche? Poi stiamo facendo funerali. Come funerali? Sì. Canta per i funerali? Sì, canto per i E funerali. come? Niente, entro in chiesa, vado dove c'è la bara, metto la mano qui e gli dico animami e torna a casa tua. E i parenti Non prendono un malino. non la prendono bene. Ascolti, ma tutti la chiamano il cantante dei Cugini di Campagna, ma Sì. Dica. No, dicevo, tutti la chiamano. Sì. Dica. Ma il suo nome è vero, qual è? Cantante. Cioè lei si chiama cantante? Sì. E di cognome? Dei cugini di Campagna. E dove abita? In Campagna. Con chi? Con i cugini. Ah, siete Altrimenti sempre... abiterei con i Pooh, se non fosse. Sa come si chiamavano i Pooh prima di Scusate, chiamarsi? fategli l'applauso Prego. perché... Sa come? Mi diceva? Sa come si chiamavano i Pooh prima di chiamarsi Pooh? No. Vecchio nome. Questa è satira politica, questa è... Chi vuole Avrà per- apprezzato Enrico Pilia, che lui ama... Pilia l'ho visto crescere. Sì? Sì. Non è cresciuto però. No, cresce. Ascolti, ma quindi lei come vive? Cioè, cosa si ciba di bacche e radici? Cosa... Che cosa? Sono una bomber. Niente, adesso devo fare anche le serenate. Fa le serenate? Sì, Ma quelle serenate che si sono in Sardegna, dove il tipo canta giù e la tipa... Le fanno in tutto il mondo uguali. In Sardegna le fanno così, cioè il tipo... Anche in C'è Sicilia. un cantante giù e la donna è su e sopra. Esatto, il cantante E lei queste serenate lei dove le fa solitamente? A che ora le fa? 3:30, 4 meno un quarto del mattino. Sì. Lei va Sotto la casa della futura sposa. alle 4 del mattino? 4 meno un quarto. La settimana scorsa sono andato in via Smirrionis. Sì, via Smirrionis. E ho cominciato a cantare. Ha cantato Esmerione alle 4 del mattino? 4 meno un quarto del mattino ho cominciato. Precisamente dall'ultimo piano. Si è affacciata la futura Si è sposa? aperta prima quella finestra, si è accesa una luce, un sole incredibile. Ed era la futura sposa? No, la futura sposa non l'ho vista. E cosa? Improvvisamente mi hanno buttato un water. Gli hanno lasciato un water? Un water in ceramica piena. Addosso? Sì, E l'ha colpito? A frontarura. E gli ha fatto male? No, vedi tu, un fronte da 10 metri. Water, Un water pieno. Il problema Il problema qual è? è che sopra il water c'era la nonna. La nonna di chi? La nonna della sposa. Seduta nel water? Sì. E cosa stava facendo? Cagando. Alle 4 del mattino? Ma perché lei quando deve chiedere Io alle 7 mi alzo. Ma uno fa quando vuole. Cos'è? Lei se ha voglia vede alle 5 e 9. Vabbè, ma mi sembrava strano. No, E quindi si è trovato il water, la nonna e... in testa. Vabbè, sono inconvenienti del mestiere. Ma io so che adesso lei deve fare un concerto perché lei chiude la carriera. No, perché devo chiudere la carriera? No, Ci sono- ho letto nell'università, c'era scritto proprio che... No, è un concerto, un tributo Un tributo a chi? alla musica e suoneranno e canteranno con me Ah, quindi fa una serata dove lei i canta... migliori cantanti del mondo. Quindi ci sarà anche Bruno Corda con i Ho Spregiauso. detto i migliori cantanti del mondo. Bruno Corda canta... Puro corta tutto deve fare fuorché cantare. Ma non è vero, dai. Bruno, ridatti alle telecroniche, alle radiocroniche. Allora, quindi chi ci sarà in questa serata? Allora, innanzitutto lo facciamo in Piazza Italia Pirri. Piazza Italia Pirri? Se non piove. Come se non piove? E chi ci sarà di cantanti famosi? I migliori. Abbiamo Prince. È morto Prince? No. È morto, sì. Quanti anni è morto Enrico Prince? 4 anni, 5 anni? Non lo sapevo. Mi dispiace. No, lo so, dispiace anche ai parenti. Poi ci sarà Michael Jackson. È morto Michael Jackson. Dai. È morto da 10 anni, sarà. Non sto leggendo l'Unione. 20 anni? Come? Non sto leggendo l'Unione, mi è sfuggito. Vabbè, se si informi, scusi, non è...
Poi ci sarà Pavarotti. È morto che Pavarotti. Che sfiga però. Vabbè, ma lei tutto con il sborto deve... Poi ci sarà Gigi D'Alessio. È vivo. L'unico che doveva morire. Ma meschino, no, dai, che c'è anche Gennaro che è napoletano, magari c'è. Allora muore anche lui. No. Beh, quindi farà questa serata e concluderà Questa serata concluderemo alla grande con chi rimane certo. in vita. Però, visto questo bellissimo pubblico, chiudiamo con un pezzo che non sia il classico. No. Come vuole. Ha un inedito, ce l'ha un inedito? Sì, un inedito. Prego. Massimiliano Lorrai, Stefano Lorrai, vieni qui, beccati l'applauso. Grazie. Allora, dovevano venire anche gli altri, ma Daniele è morto. Ci ha lasciato dopo il gol di Pavoletti. Gli è venuto un coccolone. Marco Camboni non lo manda la ha mamma. fatto coming out e quindi non... Esatto, non lo manda la mamma. E quindi siamo qui in rappresentanza. Ringraziamo il pubblico, Rita per l'ospitalità che c'è stata quest'anno qui al Teatro di Selargius. E con la serata continua, durerà ancora 3 ore, noi ce ne andiamo per lasciare spazio a Filippo Martinez. Grazie a tutti, grazie. E poi non ho capito, a quel punto lì avevamo altare, abbiamo venduto vicario e Musubigliao chiesa dalla Juventus e Chirichetti dal Sassuolo e giocavamo alla Viva il Parroco. Si poteva fare una cosa del genere, a quel punto lì anche i padri somaschi potevano allenare. E invece poi arriva questo allenatore che non ci capisce niente, questo Ranieri. Ma com'è possibile chiamare un allenatore del genere? Ranieri, che poi la prima cosa che ha fatto dopo la vittoria del Cagliari è andato lì a cazziato i tifosi del Cagliari. No, Bresciani, non urlate, non siate scontrosi verso gli altri. E gli hanno detto: Ranieri,
dica che qualcosa ai tifosi del Bari. Lei che è Ranieri, dica qualcosa da Ranieri. Beh, allora lui si è avvicinato ai tifosi del Bari, li ha guardati e gli ha detto: e adesso andate via, cosa ci fate qui con la malinconia, Isesi Serie B? Ma no mister, così non si fa, non esiste, dica un'altra cosa. Perdere in finale, quando si fa sera, stavate già festeggiando tutti con quell'imbriache. E allora ti hanno detto: cosa fai? Non aspetti, tanto girani in paralisi vivi, era Pavoletti. E vorresti urlare se a perenne, tutti quanti andiamo a festeggiare in piazza Iene. dell'Accademia di Discipline Orientali di Cagliari. L'altra scuola ce l'abbiamo. Bene, e allora la volontaria anche stasera, perché sarebbe davvero difficile convincere qualcuno,
è Ginevra che arriva, mi raggiunge. Grazie. Bene. Allora Ginevra, sei pronta? Accomodati. Chiudiamo qui, ecco qua, la mano sempre fuori, sempre in vista, così. We've come a long, long way together, through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. Gruppo Ene. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi,
la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Intanto voglio dire un grande grazie a Bruno che ha organizzato questa serata così bella per tutti, penso. E vedere anche tutti voi, tutti quelli che sono accorsi oggi è stato, sento tanta riconoscenza. Grazie padre Lasani, grazie ragazzi. A questo punto il gruppo, la band di Express House. Io da molti anni ho una amicizia con Claudio Ranieri. Lui veniva a vedere i miei spettacoli, sto parlando di 40 anni fa, quindi siamo diventati amici, poi ero andato a trovarlo quando era con Zola al Chelsea e poi insomma ogni tanto ci sentivamo. Gli ho mandato gli auguri questa volta, era commosso e insomma c'è stato questo scambio bellissimo. Io sono un tifoso naturalmente del Cagliari, però vorrei essere molto più tifoso come una volta eravamo i veri tifosi del Cagliari, che vedete, ci era mera sardo za intro, capite il sardo? You understand? Perché una volta con Filippo avevamo fatto una canzone insieme e la formazione era collu, tolu, ortu, porcu, tronu, lenzu, trudu, orru, basso, bonu, brundu, arbao, lussu, borru, ardu, pau, cuccu, contu, cossu, cau, basso, spano e madau, marrocco, urgu, grabo, consau. Erano 2 squadre. Nulla il testo. Ecco, non è che io voglio l'esagerazione di avere una squadra di sardi completa, però prepariamoci perché dobbiamo andare ai prossimi mondiali, prendiamo qualche calciatore italiano, bisogna tiffarla questa cosa, perché non possiamo andare a combattere con i soldati che arrivano da fuori, niente in contrario per loro, per carità, perché tutti hanno contribuito e hanno dimostrato uno spirito veramente di spirito di corpo verso la nostra Sardegna, verso il nostro Cagliari. Qualcuno di voi l'ha visto Ranieri, in che modo ha espresso questa gioia, piangeva come un bambino. Immaginatevi tutta la carica di adrenalina che aveva in corpo, che a un certo punto ha dovuto esplodere quando l'arbitro ha fatto l'ultimo fischio. Boom, una bomba. C'era una volta un tifoso del Cagliari, era seduto in tribuna e piangeva. Si avvicinò un signore attento. Sta male? No. Cosa c'è? Morta mia moglie. Vabbè, sono cose che possono capitare, lo so. Quando vincevamo, noi ci sedevamo qui, io qui, lei lì. Quando vincevamo ci abbracciavamo, ci baciavamo, era festa. Quando ci facevano gol piangevamo insieme.
piangevamo una cosa, però ci volevamo così bene. Vabbè, lo so. Ma come mai i suoi parenti non vengono? No, sono tutti al funerale. Grazie. Io quando ero militare, cioè un aneddoto così anche per non arrivare qui a cantare una canzone e poi uno se ne va. No, è meglio stare insieme un pochino di più, mi avvicino, attento che non fischi il microfono. Va bene così? Ecco. Così mi vede anche signora Maria. Buonasera. Allora, quando ero militare a Pesaro è una zona bellissima, Adriatico, Fano, Falconara, Rimini, Riccione, Cattolico, bellissimo. Eravamo lì tutto il giorno a marciare, fare tutte le cose che si dovevano fare da militare, le commissioni, le cose, eccetera, eccetera, e poi la sera si usciva, si andava in libera uscita. Libera uscita c'erano le tedesche, c'erano le spiagge bionde, si sentiva e non bello. Uscivo con un certo Piras di Villanova Monteleone, un ragazzo simpaticissimo. Lo chiamavamo Piras il bastardo, perché sembrerebbe che il primo Piras della storia dei cognomi fosse un bambino che la mamma aveva abbandonato sotto un albero di pere. E chi l'ha trovato come cognome l'ha chiamato Piras, mica potevano chiamarlo Susinos. Filippo, mi passi la bottiglietta dell'acqua, grazie. Quindi si vira est, vira siera. Infatti quando un bambino veniva trovato sotto un albero di pere selvatiche lo chiamavano Pirasto. Grazie. Poi c'era la famiglia Melas, Figus, tutti abbandonati. A quei tempi non venivano chiamati trovatelli, bastardo. C'era questa frase, bordo. In italiano non era bordo, era bastardo. Non era facile. Poi immaginatevi che il mio cognome l'ho scoperto a Orgosolo. Urgu è uno spazio tra una casa e l'altra, stretta. Non è una strada dove ci passa una macchina, no, ci passano persone. Quello è un urgu, perché quando soffia il vento emette un suono, un ruggito, ed è un urgu. L'ho scoperto per caso a Orgosolo, camminando con uno di Orgosolo, mi ha detto, passiamoci in quest'urgu e torniamo a stare a parte. Vabbè. E gli ho detto, scusa, spiegami. E mi ha spiegato. Quindi il mio primo antenato era stato abbandonato in uno di questi spazi, quindi anch'io faccio parte della... Una frase così può offendere o no, dipende dal tono. Si usa nei film per dare più aria cattiva ai protagonisti, aiuta lo sguardo e diventa più forte la rabbia di chi in quel momento è il centro che deve trattare in quel modo un soggetto. È una sfida pesante, perché mette in gioco nel forse la tua dignità, la famiglia, la mamma e il papà. E chi te lo dice pronuncia la frase con i denti ben stretti e la voce un po' rocca, bastardo, per dare più forza alla rabbia e stigare la sfida. Si dice scherzando a chi è molto attento, intoccabile e scaltro, a colui che portava il cognome di mamma, i signori trovati e nati per caso. In natura il bastardo è spinoso, geloso, vuole essere al posto dell'altro. Ogni frutto, ogni cosa che nasce ha un bastardo lì accanto. Il bastardo è un infiltrato, mandato inaspettato da quello che ti entra di dietro. I cani sono loro che danno lo spunto per dire bastardo o di razza. Chi muove la coda e da baia ti guarda ma non sa che appartiene a una razza. La sua inutile razza dipende da te che decidi dove, quando, come, la mamma, il papà, il pelo, l'altezza, il colore, il valore di ciò che farà. Ognuno difende l'onore, il colore, la forma, la paura e l'incertezza che ha dentro. Tornando al colore bastardo dell'uomo, se è più forte o di meno, dipende da ciò che sai fare. Se sei un calciatore eccellente della squadra avversaria, sei bravo, ma sei sempre un bastardo.
Tornando al discorso del militare, con Piras uscivamo a trovare le tedesche e ne abbiamo trovato 2. Quella che ho trovato era alta, ma alta, 2,10 m. Però meno male che è pieghevole. La prendo per mano e me la porto in campagna. Allora si usava andare in Camporella. Volevo cercare un muretto a secco per camminare, io sul muretto e lei a fianco, per essere alti uguali. Solo che in continente non ci sono muretti a secco. In Sardegna siamo pieni di muretti a secco, ma non ci sono tedesche. Insomma, alla fine la prendo e me la porto in città. Girando, trovo un amico, dopo un'ora, un amico continentale, e mi presta... Cioè, chi trova un amico trova una stanza. Una casa di questo amico continentale, la casa continentale, bellissima, giardinetto continentale, cucina continentale, bagno continentale, salotto continentale, tutto continentale. La camera da letto, sarda. Un letto piccolino. Ho coricato la tedesca sopra, spuntava 80 cm da una parte e 70 dall'altra. Pare era una gondola, non c'era punto d'appoggio. Però ho detto, me la faccio tutta, incomincio dai piedi, finisco nella testa, alla sarda. Attenuiamo un po' le luci e mi dice, accarezzami i piedi, e gli accarezza i piedi. Dammi un bacio, e gli abbraccio. Riaccarezzami i piedi, e gli accarezzavo ancora i piedi. Ridarmi un altro bacio, 2,10 m andare, 2,10 m a tornare. Dopo un quarto d'ora eravamo s'affanno. Durante uno di questi viaggi mi fermo a metà, ci era un altro. Ma no, dove sta? No, però non lo so, sono appena arrivato, non sapevo neanche che ci abitava altra gente qui. Sì. Bene, ogni tanto bere acqua fa bene sul palco perché c'è sempre quell'emozione e si secca la bocca, ma devo di ghetto acqua. Adesso cantiamo una canzone che si intitola Whisky, birra e giornicola. Vai. Whisky, birra e giornicola. Cantate. Tu la Sant'Acchini rumore fai. Whisky, birra e giornicola. Tu la Sant'Acchini rumore fai. Su Gonti, su Barone, Sautista, Fonti Rotti, abbassa questo. Adesso parte IVA. Cameriere? Scusi, abbassa la base. Ci porti una gazzosa. Ci porti una gazzosa. Un po' più sulla base. Vogliamo consumare. Si passa una bella ricciocchetta, si burrianta che cani si incarena e nanda. Lascia stare, questa è la via, perché l'ho vista io prima di te. Cantare adesso. Su Gonti, su Barone, Sautista, Fonti Rotti, Sadi, adesso parte IVA. Cameriere? Ci porti una gazzosa, ci porti una gazzosa, vogliamo consumare. Si passa un amico, buonasera, ascolta se noi vicino a me, Casti che porta su una sigaretta, ovunque dacci piombo a tutti e tre. Su Gonti, su Barone, Sautista, Fonti Rotti, Sadi, adesso parte IVA. Cameriere? Scusi, ci porti una gazzosa, ci porti una gazzosa, vogliamo consumare. Sono la mezzodiri, ora poi, arrivederci tutti qui alle 3.
festi, ho rubare spuro vivere. Cantare. Su Conti, su Barone, Sautista, Funti Rottu, Sati, Andrei su parte Iba. Cameriere? Scusi, ci porti una gazzosa, ci porti una gazzosa, vogliamo consumar. Su Conti con Sautista, ti brigau, si punti scutus fa una serachetta. Accelerata. Ma perché? Perché? Su Conti, tu parchieri solo a me. Su Conti, su Barone, Sautista, Funti Rottu, Sati, Andrei su parte Iba. Cameriere? Scusi, ci porti una gazzosa, ci porti una gazzosa, vogliamo consumar. Tutti insieme. Whisky, birra, John Nicola. Passa la base. Tu la Sant'Acchini, tu Borifai. Forte. Whisky, birra, John Nicola. Tu la Sant'Acchini, tu Borifai. Whisky, birra, John Nicola. Tu la Sant'Acchini, tu Borifai. Whisky, birra, John Nicola. Tu la Sant'Acchini, tu Borifai. Hey, hey, grazie, grazie. E adesso queste canzoni che io canterò sono dedicate a voi, ma in particolare a Bruno. Dove sei, Bruno? Bruno. Quando Bruno, lui non è normale, perché molti dicono Bruno vale l'altro. No, non è vero, è diverso. Una piccola compilation dei Beatles. Vai. Yesterday, all my troubles seem so far away. Night looks as though they're here to stay. Oh, I believe I'm yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. The shadows hanging on me. Oh, yesterday, King sat on leave. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say how. I said something wrong now, my love. Oh, yesterday, yesterday. Lover's auction is again to play. Now I need a place that I'd away. Oh, I believe in yesterday. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And in my own way, I ride home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, hold me true. I should've known better with a girl like you, that I would love everything that you do, and I do. Hey, 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 and I do. Never realized for a kiss could speak. This could only happen to me. Can't you see?
me do. Never realized a lot of that before. It is His love, you gotta give me more. Give me more. Hey, hey, hey. Give me more. Take it on, baby, now. Shake it, oh, baby. Please don't shout. Please don't shout. Come on, come on, come on, come on, baby, now. Come on, baby. Come on, wake it on out. Walk it on out. If it's anything that you want, and there's anything I could do, just call on me and I'll send it along without from me to you. I got everything that you want, like a love that's so true. Just call on me and I'll send it along without from me to you. I got arms that long to hold you and keep you by my side. I got ears that long to kiss you and keep you satisfied. And there's anything that you want, and there's anything I could do. Just call on me and I'll send it along without from me to you. To you. To you. Baby's good to me, you know she's happy as can be, you know she's its own. I'm in love with her, I feel fine. Baby says she smile, you know she tell me all the time, you know she's its own. I'm in love with her, I feel fine. I'm so glad that she's my little girl. She's so glad she tell no that her baby bounce the ring, you know. I bounce that time a ring, you know she's it so. She's in love with me and I feel fine. She's in love with me and I feel fine. I need somebody, not just anybody. You know I need someone. When I was young, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone and not so self-assured. Now I find one which in my mind and open up the door. Help me if you can, I feel around. When I do appreciate to be around. Grazie, grazie. Un po' d'acqua, grazie. Vai. Volume. Abbassa il microfono. This is a man's world. This is a man's world. But it would be nothing, nothing without
baby girl, and a baby boy. Made me damn happy, 'cause my baby joy. Another man make everything you can. You know the money to buy. Another man world. But it ain't nothing. A woman and a girl. Grazie. Grazie Benito. Grazie. 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 Grazie Armando. Grazie, grazie, grazie. Benito Urgu. In collaborazione con Gruppo Ena. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.